Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Aiù, che abbiamo fatto oggi? 3-0 contro una Grecia scarsissima, aiù, perché a parte Fortunis, Samaris, quei due giocatori che c'è in avanti, poi c'ha la difesa forte, Socrates e Manolas questa sera con l'Italia non è bastato ovviamente, la qualità della nostra nazionale è molto superiore, la Grecia è scarsa nonostante abbia due difensori forti, hanno piato tre pallette in solo 10 minuti nel primo tempo. Voglio. Abbiamo trovato subito il gol con Barella, voglio, bellissimo gol da un assist di Belotti. Voglio che Belotti, nonostante non abbia fatto gol questa sera, si è mosso tanto per la squadra, ha dato tante palle in aria, ha fatto far gol appunto a Barella, ha dato delle occasioni a Chiesa, ha dato pallone in segno a destra e a sinistra. Voglio, si è trasformato più che una punta in un uomo assist questa sera. Belotti, voglio. Veramente abbiamo ritrovato un attaccante importante per la nostra nazionale perché ci voleva e il Gallo è ritornato a giocare bene. Ovviamente, voglio, come ho detto, stavamo passando nella Grecia. Poi il secondo gol lo trova il nostro Lorenzino, Insigne. Il 2-0, voglio, un bellissimo gol a giro. Voglio, i suoi tiri, lo sapete, va via a un difensore della Grecia, voglio, che praticamente stanno proprio inguaiati a ci sono terzine della Grecia e poi va in porta e fa quel tiro a giro, voglio, bellissimo da fuori aria. Poi il terzo gol lo trova Bonucci, voglio dire, la sua specialità di testa, voglio, su un cross di Emerson Palmieri, che anche lui ha fatto una grandissima partita, come tutto il centrocampo. Verratti, voglio, le sue prestazioni a centrocampo sono di altissimo livello, come Jorginho ha fatto una grande partita, tutta l'Italia si è comportata abbastanza bene. Poi voglio, nel secondo tempo abbiamo lasciato fare anche un po' alla Grecia, abbiamo rischiato di un paio di occasioni, in qualche occasione Bonucci ha fatto una cappellata insieme a Chillade e stavamo facendo andare in porta ai giocatori della Grecia. Per fortuna l'abbiamo messo in fuorigioco, però comunque Sirigu l'aveva pure presa addirittura, cioè per dirti come stanno anguaiate in attacco a Grecia, sta proprio anguaiata, non tiene nessuno, a parte la difesa, ma la GIT sta anguaiata accisa proprio, cioè non è una squadra questa, abbiamo vinto con la Grecia. Ha avuto quell'altre un paio di occasioni la Grecia dove Syracuse è fatto trovare pronta, è volato, ha fatto delle parate bellissime. Si sta confermando il portiere della nazionale, secondo me Sirico è giusto che prende il posto da primo portiere, da titolare, perché sta dimostrando di meritarlo rispetto a Donnarumma, che magari è vero, anche lui è un grande portiere, un grandissimo portiere, però ogni tanto fa quelle papere, cioè o ti fa grandi parate o fa le papere. Sirigu secondo me è un po' più continuo di Donnarumma, è stato sempre fra il secondo e terzo portiere Sirigu. Secondo me è giusto dare l'occasione come primo portiere a Sirigu per questo europeo, per la qualificazione, per quando andremo a fare gli europei. Io farei giocare come primo portiere Sirigu tutto l'europeo, che dobbiamo dire, che l'Italia stiamo vedendo un nuovo progetto, ovviamente tanti giovani, partendo da Barella, che è un talento, secondo me diventerà un grande giocatore, già ora sta facendo vedere tante cose buone, c'è il potenziale per crescere di più, è forte Barella, non lo scopriamo ora, è un nome sul mercato dell'Inter, farebbe un grande acquisto se lo prende. Poi vabbè, Pellegrini, un altro giovane interessante che è dato dalla panchina. Abbiamo tanti giovani che secondo me possono fare bene all'Italia. Sono giovani interessanti. Ora se mi metto a fare l'elenco non ne finiamo più. Zaniolo. L'Italia ha un buon futuro in avanti perché comunque non ci manca la qualità questa nazionale, i portieri come sempre, l'Italia c'ha dei portieri che vuol dire a fare, in panchina c'avevamo Gollini, c'avevamo Cragno, mancava per di Miranda, il nostro portiere, Miranda. Vabbè, Miranda è un altro buon portiere che gioca alla Roma, mancava anche Meret, il nostro portiere che è italiano, anche il nostro, Donnarumma, ce n'abbiamo sempre avuto grandi portieri.
E anche quelli giovani cresceranno. Insomma, voglio, vittoria facile, perché con tutto il rispetto, sta Grecia non era buona nemmeno a calcetto, possono passare chi sta la Grecia. Manolas, come ho detto, Manolas e Socrates non sono bastati, ovviamente contro una qualità dell'Italia. Non fanno solo una squadra, solo due difensori, ma la squadra la devono fare tutti i giocatori. E l'Italia è molto superiore alla Grecia e così le abbiamo date 3 pallone e in casa loro abbiamo fatto ciao Grecia. Niente, io fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova nazionale. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e venite sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napolès!